Importanti novità in arrivo da parte dell'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che ha deciso di dare il via a una sperimentazione volta a snellire l'accesso alla pensione di vecchiaia. Ma in cosa consiste? Ebbene, proprio l'INPS provvederà a contattare direttamente le persone che hanno maturato i requisiti richiesti per accedere al trattamento. A tal fine inviterà i soggetti interessati a presentare un modello di domanda già precompilato contenente tutti i dati in possesso dello stesso istituto di previdenza. I primi a essere interessati da tale novità saranno coloro che hanno un'età superiore a 65 anni e prossimi a uscire dal mondo del lavoro. Inizialmente quindi saranno 5.000 i lavoratori interessati sia del settore privato che pubblico. I soggetti interessati si vedranno inviare così una lettera cartacea e riceveranno anche un'apposita notifica tramite APO nell'area MyINPS del sito dell'istituto. Queste contengono le istruzioni con il percorso da seguire per accedere in modo facile e veloce alla propria domanda precompilata e l'estratto conto contributivo. A tal fine verrà messo a disposizione un QR code, grazie a cui accedere direttamente al servizio, ma non solo. Coloro che hanno deciso di rendere disponibile l'utilizzo del proprio recapito telefonico riceveranno inoltre un breve messaggio di testo che li informerà dell'invio della comunicazione per garantire un'attività di consulenza personalizzata. Inoltre verranno inviate alle varie direzioni regionali e di coordinamento metropolitano gli elenchi con i nominativi dei soggetti coinvolti in questa sperimentazione.